È ormai tutto pronto per il via della quinta corsa, una prova per femmine da 4 a 5 anni, vincitrici da 3 a 10.000 euro nella carriera, con i favori per Eclisse NP numero 8, l'avversaria è il numero 9 di Ezechiela, entrambe con i numeri in seconda fila, mentre in prima fila sono più considerati Frozen Alan, Frida Spritz e Fender Bay, che proveranno sicuramente a rendere la vita difficile alle due favorite che partono in seconda fila. Macchina in movimento, all'1 Franchina Baldo, Filippo Monti, 2 Fender Bay, Luca Lovera, 3 Frida Spritz, Manuel Pistone, 4 Frozen Alan, Sandro Miraglia, 5 Fabiana Stecca, Roberto Fatticoni, 6 Elodie VF, Giorgio Cassani, 7 First Lady La Torre, Salvatore Valentino, 8 Eclisse NP, Vincenzo Luongo, 9 Ezechiela, Antonio Di Nardo, 2,10 Eclisse NP, 2,60 Ezechiela, queste le quote in chiusura. Sul campo, macchina che accelera, partite. È veloce Frozen Alan che sopravanza Frida Spritz, si imbocca la prima curva con Frida Spritz che prova a contenere l'avversaria che insiste, si imbocca la piegata con Frozen Alan che passa nei confronti di Frida Spritz. In terza posizione subito Ezechiela che è partita benissimo dalla seconda fila e ha già tagliato fuori diverse rivali. Quarta posizione per Franchina Baldo, di fuori Elodie VF con in scia Eclisse NP. Poi ancora First Lady, La Torre, Fender Bay e Fabiana Stecca. Primi 400 metri da parte di Frozen Alan in 32, la leader che ha preso in maniera bella allegra la corsa, prova a riprendere un po' in mano ora Sandro Miraglia sulla curva di sinistra, si porta sempre in scia Frida Spritz che precede Ezechiela, quindi Elodie VF in corda Franchina Baldo con accanto Eclisse NP. 47 per i primi 600 di gara, Frozen Alan è in vantaggio, all'esterno sposta ora Ezechiela che a un giro dalla fine inizia la sua progressione e si porta al Salchi della battistrada. 1,27 per i primi 800 di corsa, sempre in vantaggio Frozen Alan, di fuori Ezechiela, in corda Frida Spritz, poi Elodie VF, Franchina Baldo, Eclisse NP che a 600 dal palo prova a muovere in terza ruota. 1,17,8 in 1000 metri iniziali, con Frozen Alan che cerca di allungare, va al suo attacco, ora Ezechiela scatta in terza ruota Eclisse NP. Con Frozen Alan che prova ancora a difendersi dal tentativo di Ezechiela, 14,3 la retta opposta alle tribune e Frozen Alan è in vantaggio, Ezechiela di fuori, in corda Frida Spritz, Eclisse NP che va in terza ruota a 200 dal palo, è in vantaggio Frozen Alan nei confronti di Frida Spritz, Ezechiela ed Eclisse NP che scatta a centropista, Frozen Alan in vantaggio, Eclisse al centro della pista, lungo la corda c'è Frida Spritz, lo scatto di Frida Spritz, Frozen Alan si difende, Frida Spritz passa e vince nei confronti di Frozen Alan e poi di Eclisse NP. Queste due sono in strettissima foto. La vittoria di Frida Spritz in open stretch, Manuel Pistone per il training di Andrea Sarzetto. E i colori della scuderia Valle Falconera per la vittoria allo speed secco da seconda in corda di Frida Spritz, seconda è Frozen Alan, terza Eclisse NP, vince la figlia di Maraja e Rania Griff con speed interno su Frozen Alan e Eclisse NP in numeri 3, 4, 8, l'arrivo della quinta.